Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera e Talk Show su social. Prendete un lunedì ultimo di maggio, proviamo a parlare di Serie A, proviamo a parlare del Cagliari e scopriremo che per noi non è cambiato nulla. La vittoria del Napoli nell'ultima partita di campionato ha sì regalato lo scudetto ai partenopei, il quarto della loro storia, ma soprattutto per quanto riguarda i tifosi del Cagliari ha sancito la fine di una stagione, diciamo così, da un punto di vista sportivo, prettamente sportivo, positivo, perché anche il prossimo anno il Cagliari disputerà un campionato di Serie A. Dal punto di vista delle soddisfazioni, però, veramente molto, molto poche. Una squadra che comunque conquista 36 punti, quindi per l'ennesima volta sotto i 40, una squadra che perde 20 partite su 38, siamo oltre la metà del torneo, una squadra che, diciamo così, perde 9 partite in casa, davvero sono tantissime, la metà anche lì del girone d'andata praticamente, e, come posso dire, regalate alle avversarie. Se vogliamo parlare di risultato finale, a Davide Nicola non gli si può dire nulla, alla squadra non gli si può dire nulla, però è evidente che questo Cagliari è uguale, diciamo così, a quello di Ranieri. Stessi punti, stessa posizione. Certo, la differenza è che, e su questo bisogna dare atto a Davide Nicola, nel girone di ritorno il Cagliari non è mai stato coinvolto pienamente nella lotta per la retrocessione. Mentre invece quella di Ranieri, ricorderete, fino all'ultimo con i tre risultati utili consecutivi con Atalanta, Inter e Juve, fece un bel balzo in avanti. Però fondamentalmente se si parlava di consolidamento della posizione in Serie A, io direi che il progetto da questo punto di vista è fallito. Perché dipende sempre da cosa intendiamo per consolidamento. Se significa aumentare, sollevare l'asticella, fare in modo che la squadra possa essere sicura del campionato di Serie A, direi proprio di no. Una squadra che per l'ennesima volta si trova costretta a giocare col bilancino, dopo una prima parte di stagione davvero positiva, Davide Nicola nella seconda ha tirato letteralmente il freno a mano. Non lo so se per motivi utilitaristici, per calcoli prettamente di classifica, perché si è trovato a gestire una rosa che gli è venuto il braccino, ha paura di non concludere in maniera positiva la stagione, non lo so, mille modi. Sta di fatto che questo Cagliari si è letteralmente, diciamo così, ha avuto una forte involuzione, si è involuto, passando da una formazione più sbarazzina a una formazione prettamente difensiva, continuando a insistere col modulo a unica punta, con un'unica punta, e quindi facendo difficoltà non solo ad accompagnare i movimenti e l'attacco di piccoli, ma proprio a accompagnare l'azione d'attacco. Io da questo punto di vista mi fermo a Napoli-Cagliari e l'ennesima prova è stata proprio la partita del Maradona, una squadra che non aveva niente da chiedere al campionato come quella rossoblù e che poteva quantomeno dare fastidio ai napoletani, ha giocato con una squadra tutta a difendere lo 0-0. I tiri in porta in 90 minuti ce n'è stato solo uno, quello di De Iola al 92esimo, e io francamente non riesco a accettare la versione che ci dicono che il Cagliari avrà meno motivazione, perché con questa situazione allora potremmo anche dire tranquillamente che anche il Genoa non aveva motivazioni, che anche l'Udinese ha lottato e non aveva motivazioni. Anche il Genoa, ricordiamoci, ha vinto a Bologna 3-1, mettendo in mostra un attaccante, un ragazzino di 18 anni, l'attaccante della Primavera. Il Cagliari aveva l'attaccante della Primavera, ma è rimasto in panchina tutta la partita, vale a dire Vinci Guerra. L'unico esordio è stato quello di Ciocci, gli ultimi 2 minuti del portiere. Gli altri sono stati giocatori che hanno giocato poco e male durante, diciamo così, la partita di Napoli. Avrei voluto più coraggio da parte di Davide Nicola, ripeto, soprattutto in una partita in cui comunque la classifica non contava più nulla. Certo,
si sarebbe perso comunque, magari 3-0 o 4-0, però avrei fatto fare esperienza e avrei dato un gettone importante per l'autostima, anche per il progetto che il Cagliari sta tirando su per quanto riguarda i ragazzi primavera. Ecco, da questo punto di vista credo che, e l'ha detto anche qualcuno prima di me, dove c'è scritto che il Cagliari si debba sempre e solo accontentare della salvezza. Certo, non è solo una questione di risorse, è una questione di mentalità, è una questione di idee, è una questione di progettualità. Quella progettualità che adesso poi vedremo nella fattispecie cosa succederà. Già si parla di un eventuale avvicendamento di allenatore, si parla di chi resta e chi andrà via, di sicuro andrà via Coman, di sicuro andrà via Youngstop, perché quest'anno non ha giocato neanche un minuto, ma vedremo appunto con i riscatti cosa succederà. Succederà che Caprile e Piccoli resteranno, Adopò e Zortea resteranno. Sono tanti gli interrogativi, ma sarà tempo a tempo debito. Di sicuro la porta che ha chiuso il campionato di Serie A del Cagliari è rimasta un po' così cigolante. Non è piaciuto Scerri, più ombre che luci di questa stagione, quindi già sul secondo portiere secondo me bisognerà fare un bel ragionamento. Detto questo, complimenti a Napoli per la vittoria dello scudetto, ma ripeto, a me sarebbe piaciuto che davvero il Cagliari fosse stato più sbarazzino, più alla ricerca comunque di un golletto, comunque di mettere il bastone fra le ruote. Cagliari che non l'ha fatto ed è bello comunque ed è onesto ammetterlo, indipendentemente da quella che è la forza fra le due squadre. Lo sappiamo che il Napoli comunque ha molti più punti, molta più qualità dei rossoblù, ma questo non vuol dire comunque giocare 90 minuti nella propria area di rigore. Bene, per quanto riguarda Effetto Serra oggi è tutto, ci vediamo domani 19:30 con un appuntamento.